Gentili telespettatori, ben trovati dalla redazione di TPN Veneto. E adesso faccio un piccolo cambio di programma. Diamo subito l'intervista che abbiamo realizzato con Ricardo Rodriguez questa mattina. Ricardo Rodriguez è esponente del PDL, dunque lei ha avviato questo strappo, non vuole più Tabaro candidato sindaco di Portogruaro, ce ne illustri i motivi. Non è così, è Tabaro che non vuole il PDL, per noi Tabaro è il candidato ideale, ma Tabaro non ha capito che il carnevale viene una volta sola all'anno, lui vuole mascherarsi eventualmente di nuovo con una lista civica e noi vogliamo che lui torni a essere del PDL visto che era tesserato di Forza Italia. Sì, ma lei ha spiegato anche che l'alternativa è Pietro Rambuschi, quindi vuol dire che voi Tabaro non lo volete come candidato sindaco? Noi vogliamo Tabaro soltanto candidato sindaco del PDL, diversamente è giusto che la candidatura del PDL vada alla persona più votata della provincia di Venezia, al presidente del Consiglio Comunale uscente votato dagli 11 membri della maggioranza politica e numerica in Consiglio Comunale ed è una persona che mi rappresenta perché fino a prova contraria e ancora il coordinatore transitorio del PDL in attesa delle nomine veneziane. Ecco, in attesa appunto delle nomine, si dice che Mario Dalla Torre non sia molto soddisfatto di questa situazione, anche perché il PDL, e lo possiamo capire benissimo, lo capiscono anche i telespettatori di Portogruaro, potrebbe presentare 2 candidati. Un problema che si presenta anche a sinistra però. Mario Dalla Torre dovrebbe scegliere se fare il consigliere, se fare il segretario provinciale del PDL o se fare il vicepresidente della provincia. Per quanto riguarda la sinistra, credo che ognuno debba guardare i propri problemi.